Oggi ci troviamo a Pordenone, ci troviamo anche un po' in difficoltà perché vi dobbiamo raccontare un appartamento di 540 metri quadrati in un palazzo del 1300. Ha due ingressi, c'è già la predisposizione per entrare all'interno della casa con un ascensore privato, ha 4 bagni di cui 2 padronali, è una casa molto luminosa con un'ottima esposizione, sia perché la corte interna è molto ampia e anche perché l'affaccio dà sul viale principale pedonale, siamo in pieno centro storico ed è molto luminoso nel pomeriggio. L'appartamento è dotato di un box doppio a cui si accede attraverso una rampa automatizzata ed ha anche di proprietà un posto auto esterno in giardino. Parliamo di una casa che è stata rifinita in ogni dettaglio, 6 anni di ristrutturazione, in un palazzo che è stato completamente restaurato nel 2016. È stato fatto ed è stata scelta tutta una tecnologia di altissimo livello. La casa è completamente organizzata a livello domotico, il riscaldamento e il raffreddamento è dato attraverso dei pannelli radianti che sono direttamente stati installati sulle pareti. Per quanto riguarda il pavimento di tutta la casa invece sono stati scelti dei parquet di noce con dei listoni molto grandi di una larghezza variabile intorno ai 35 cm e lunghi dai 2 ai 3 metri. All'interno della zona notte troviamo anche questo ambiente che è stato realizzato completamente a mano da un falegname ed è una cabina armadio completamente sviluppata su misura. L'appartamento dispone anche di 2 terrazze abitabili, una al primo piano e una invece nel piano mansardato. Qui troviamo un ambiente open space dove può essere realizzato una camera da letto matrimoniale con il suo bagno, zona sauna e vasca idromassaggio per 4 persone. Da questa parte accediamo in uno dei 2 terrazzi e come vedete c'è una bellissima vista su tutti i tetti. Ogni infisso della casa ha queste porte finestre blindate che servono per una chiusura ermetica di tutta l'abitazione. Come vedete anche dal dettaglio dei bagni troviamo comunque sia delle soluzioni che riprendono la storicità del palazzo. L'affaccio interno riesce a prendere tutto il passaggio del sole dalla mattina al pomeriggio, quindi parliamo di un appartamento che nonostante sia situato in centro storico è luminosissimo. C'è questo salone meraviglioso, lunghissimo, con 2 caminetti. Questi sono caminetti originali del 1600 e sono perfettamente funzionanti. Anche le travature sul soffitto sono state completamente levigate a mano e poi incerate con cera d'api. Sono travature in castagno. Adesso ci spostiamo nell'ultimo ambiente che vogliamo farvi vedere. Si tratta della cucina, una cucina abitabilissima come grandezza, una superficie vetrata immensa che dà sempre sulla corte interna e qui all'interno della cucina, come vedete, sono stati riportati alla luce anche dei bellissimi mattoni con ancora il sigillo delle fornaci romane. Quindi, ricapitolando, parliamo di un appartamento che si sviluppa su 2 livelli, parliamo di 540 metri quadrati circa, con box doppio più un posto macchina esterno di proprietà. 2 ampie terrazze abitabili, 4 bagni e diverse stanze, sia per quanto riguarda la zona notte che la zona giorno. È un appartamento che è stato rifinito completamente negli ultimi 6 anni. Come sempre potrete, cliccando sul link che troverete qua sotto, vedere la casa completamente in maniera virtuale attraverso i nostri sistemi tecnologici e per invece poter vedere una versione inglese di questo annuncio vi lascio al mio collega Martino.